chiedo a una, come dire, una persona che è qui presente, che è Sergio Frau, così poco ortodosso, così assolutamente appassionato, sostenitore delle cose sarde, di portarci il suo saluto proprio a nome, diciamo, di quella quantità di persone che hanno osato ogni tanto attraversare territori poco esplorati e di richiamare il mondo della ricerca a una responsabilità maggiore nell'osare, naturalmente. A conclusione appunto di questa mattina mi corre l'obbligo di dire: spesso si legge e si sente dire che le nostre discipline e le nostre facoltà sono lauree deboli e che sono sostanzialmente nel declino. Noi abbiamo un parere differente, crediamo invece che la tecnologia è un investimento così importante nelle diverse parti, dal riconoscimento schedatura alla manutenzione, restauro. Abbiamo in questo momento ben 160 azioni di restauro che si stanno compiendo in Sardegna. La valorizzazione attraverso strumenti di questo genere. Noi crediamo che la tecnologia e il patrimonio potranno invece non soltanto rafforzare, no, le nostre discipline, ma rilanciarle e fare in modo che insieme le diverse istituzioni, diversi attori di questa scena molto complessa possano davvero trasformare la Sardegna in un territorio di grandi sperimentazioni scientifiche e tecnologiche. A Sergio un saluto veloce e poi la parola al professor Lillio. Sì, professore. Io che posso dire? Noi quest'anno compiamo i 10 anni da un articolo che io ho fatto su gli Sciardana, su Repubblica, in cui mettevo in dubbio: ma perché i sardi non devono navigare? E forse sono stata la prima eresia che io ho compiuto. 2 mesi dopo lui mi ha dato il premio Lausilesu, proprio come si battezza da Pontefice Massimo, come si battezza l'eretico. E da allora siamo diventati amici. Lui assomiglia moltissimo a mio papà che non c'è più, abbiamo la faccia in fuori tutti e due, gli voglio un gran bene. Devo dire che sono onorato della sua amicizia e sono anche fiero di aver avuto gli stessi suoi nemici, e quello mi ha aiutato nel mio lavoro di vigilanza, quello che bisognerebbe fare un po' tutti e non solo dopo. Sono stato l'unico a scrivere sul giornale nazionale dell'anfiteatro e dello scempio che c'è stato. Sono stato nel 99 il primo a parlare di Tu Vigeddu a livello nazionale come un sacrilegio. Sono molto molto felice delle notizie che stanno venendo adesso dalla Sardegna e ringrazio il professore per tutto, proprio per la sua scintillante gioventù. Grazie.